Trieste per continuare a sognare e scalare la classifica, Venezia per ritornare nella top 4. Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati all'Allianz Dome per il match che chiude il turno 23 di LDA Serie A tra Allianz Trieste e Humana Reyer Venezia. Oggi si affrontano due squadre che stanno vivendo momenti differenti in stagione. La Reyer infatti era tornata seconda con una striscia di 6 vittorie consecutive, però poi ha perso le ultime due contro Sassari e contro la Virtus Bologna, due dirette concorrenti, avversarie di alta classifica. Poi un turno di riposo e adesso è scivolata in quinta piazza con un record di 12-8. Vincendo oggi però può riagganciare Sassari a quota 26, ferma a causa del rinvio del match con Brindisi per i casi di Covid riscontrati dopo la trasferta di Champions League in Repubblica Ceca. Ecco, vediamo anche in grafica la classifica con Venezia al quinto posto a quota 24, dietro l'Allianz con 22 punti, agganciata adesso da Treviso, ma prima l'inno nazionale. E dicevamo Trieste alle spalle di Venezia con il sesto posto ora in condivisione con Treviso, che è risalita dopo il successo conquistato qualche minuto fa con il tap-in di Achele sulla Sirena nella trasferta di Cremona. Trieste che però ha una gara in più giocata rispetto a Venezia, però vive un grandissimo momento con 8 successi nelle ultime 11 gare e ora appunto sogna di continuare a risalire la classifica per raggiungere anche magari la Reyer in quinta piazza. Trieste che ha vinto le ultime due partite contro Cantù e contro Reggio Emilia, e coach Dalmasson è proprio partito dalle ultime due uscite positive per presentare questa partita dicendo che Trieste dovrà scendere in campo con serenità perché la classifica in questo momento comunque è tranquilla, ma allo stesso tempo avere anche motivazioni perché si affronta ovviamente una squadra che ha tanta profondità come l'Umana Reyer Venezia. Qui vediamo in grafica le scelte di coach De Raffaele per partire in questa partita con Wes Clark e Tonut sugli esterni, Cerella recuperato dunque dopo un lungo stop e Campogrande in ala, centro Valerio Mazzola. Scelte abbastanza curiose per il coach di Venezia, che dopo le due sconfitte consecutive probabilmente vuole anche provare a mischiare un po' gli uomini per vedere di trovare una nuova quadratura in questo momento della stagione e provare un attimo a superare il momento negativo. Questo invece è il roster per l'Allianz Trieste, recuperato pienamente Andreis Grasulis, presente con il numero 24, il giocatore dell'Est Europa. Per quanto riguarda invece De Raffaele, la sua presentazione è stata di un altro tono perché è conscio del fatto che ci siano due punti in palio di un certo peso
per entrambe e ha riconosciuto il fatto che Trieste in questo momento sia un'avversaria con una squadra molto lunga, una panchina profonda, una formazione in salute e con potenziale per arrivare ai playoff. Le chiavi per De Raffaele per vincere la gara saranno controllare i rimbalzi, ma soprattutto limitare gli esterni dell'Allianz. E qui vediamo in grafica, partirà con Juan Manuel Fernandez, Milton Doyle, Mike Henry, poi Grasulis ad affiancare Marcos Delia, che è il perno del verniciato per l'Allianz. Un Marcos Delia che sta giocando una buona stagione e che ha in un certo senso un po' cambiato il volto dell'Allianz quando è arrivato già a stagione in corso, e con il suo ingresso possiamo dire che Trieste ha trovato degli equilibri che probabilmente nelle gare precedenti, sia in Supercoppa che nelle prime uscite di campionato, non aveva un buon inserimento, anche perché veniva da una stagione importante con la Virtus in cui ha potuto accumulare esperienza e adesso la sta presentando sul campo. In grafica anche i dati delle squadre. Il dato più importante riguarda quello che Trieste e Venezia fanno nella metà campo difensiva, perché sono tra le migliori difese del nostro campionato. Venezia è la terza con meno di 78 punti subiti a gara, Trieste invece è la quarta. Trieste che concede soltanto il 51% da due agli avversari e in questo dato è la terza migliore del nostro campionato, dietro a Virtus e Milano, dunque l'eccellenza per quanto riguarda la Serie A. Trieste che ha anche una grande forza a rimbalzo e per questo motivo De Raffaele ha indicato alla sua squadra di fare molta attenzione, mettere fisicità in area per poter anche controllare, mettere un freno a una squadra che sa anche essere molto atletica. Attenzione, perché se Venezia sappiamo avere un gioco abbastanza compassato, controllato, Trieste invece può colpire in ripartenza e in velocità. Si alza la palla 2, il primo possesso è per la formazione ospite in maglia bianca. C'è Watt invece a centro area, a dispetto di quello che invece ci aveva indicato la grafica. Palla di uscita un po' complicata per Mazzola, poi Clark è chiuso da Grasulis, si alza e gli spara la tripla in faccia e fa frusciare soltanto la retina. Primi punti per Wes Clark e primo mini vantaggio per la Reyer sul 3-0. Fernandez ora in palleggio proprio contro Clark. Si muove Milton Doyle, attacca Fernandez, gli sporca il pallone Clark, Delia finta il consegnato, poi va di backdoor per Mike Henry che legge bene ma sbaglia però l'appoggio con la mano mancina. Ribalzo per Tonut, buon rientro difensivo per Trieste, ancora Tonut innescato sulla sinistra del campo, il blocco di Watt, eccolo ricevere, scambiano ancora i due, si alza Tonut per un'altra tripla, questa va dentro fuori, però un tiro ben costruito dalla Reyer, la seconda tripla in due azioni per la formazione di coach De Raffaele. Grasulis va in angolo per la tripla e questa va a bersaglio da parte di Mike Henry. Dopo l'errore con il layup si riscatta con la bomba dall'angolo. Wes Clark gioca sul blocco di Mazzola che poi si sposta, sale per ricevere Campogrande. Ecco il blocco di Mitchell Watt, si stampa Fernandez, ne approfitta Clark in acrobazia. Bella invenzione dal palleggio con la mano sinistra. Wes Clark 5 punti in fila, tiene avanti la sua Reyer in questo avvio. Fernandez ribatta per Delia che ancora finta il consegnato, può attaccare contro Watt che gli dà spazio ovviamente al throw and off per Fernandez che poi cerca Doyle nell'angolo, ci mette una mano Campogrande. Deviazione e pallone che resta nella metà campo offensiva dell'Allianz Trieste. Due lunghezze da recuperare, tra cui rivediamo la zingarata di Clark. Rimessa battuta con Henry che ribalta per Doyle, si alza da lontanissimo, primo ferro, rimbalzo statuario di Mitchell Watt. Ancora Venezia a controllare il ritmo in questo avvio. Mazzola per Tonut, in punta ancora da Watt, ribalta per Clark, poi Fernandez allunga troppo il braccio, crea il contatto. Arriva il primo fallo per Trieste, primo per il Lobito in questa partita. Rivediamo il netto contatto tra i due giocatori. Mazzola
gioca sul blocco di Watt, poi torna in punta per Tonut, ancora Watt a bloccare, Tonut attacca contro Delia, dalla palla in angolo per Campogrande sulla sirena, secondo ferro, rimbalzone atletico di Grasulis che lo strappa quasi a Milton Doyle. Più grosso lo sfida, però sbaglia poi l'appoggio al tabellone, Delia non ha sbocchi, deve rallentare, Fernandez pesca sul lato destro, Mike Henry che poi si svita sul fondo e fa bene perché attacca un giocatore più piccolo, in questo caso Wes Clark, costretto al fallo, alla spinta per fermarlo sul tentativo di penetrazione. Avete visto qua neanche nel replay il contatto falloso. Qui rivediamo il gran canestro di Tonut con la finta che manda al bar Marcos Delia. Ecco ricevere ancora Delia. Hand off per Fernandez che si alza ancora dai 6 metri, tutto storto, cercava chiaramente un contatto falloso, non è arrivato su di lui, è arrivato però sotto canestro, sempre a favorire Trieste e ancora una volta con l'attività di Marcos Delia che mette in difficoltà Mitchell Watt per la seconda azione consecutiva. Chiaramente se Watt deve uscire così tanto scoprendo il verniciato, poi Delia può sfruttare la rapidità per andare a rimbalzo offensivo. Ancora Delia innescato in punta, ribalta per Doyle che attacca contro Campogrande, li tira in faccia ma sbaglia. Bravo a reggere Campogrande con il fisico, poi però un'ingenuità e allora Mike Henry lo ringrazia con la schiacciata che porta l'Allianz ad un possesso pieno di vantaggio, massimo direi in questo inizio di partita. Terzo punto per Henry, come sono 3 ora le lunghezze che dividono le due squadre. Campogrande si fa vedere in punta, altro anticipo di Henry con il secondo passaggio molle consecutivo della Reyer. Questa volta Henry non trova la via per il canestro, viene chiuso da Campogrande, ribaltamento per Fernandez che ha postato ma sbaglia però la tripla e poi Mazzola pulisce tutto a rimbalzo difensivo con l'aiuto di Stefano Tonut che non perde tempo, attacca a testa bassa contro 2 avversari. Mazzola ricicla l'azione, chiuso però a sua volta da Delia, altro recupero da parte di Mike Henry, il terzo consecutivo e qua però una sciocchezza dell'ex giocatore dei Memphis Grizzlies che cerca Milton Doyle con un passaggio davvero complicato nell'angolo opposto. Qua rivediamo il brutto passaggio di uscita, è facile il recupero per Mike Henry e poi c'è il campo aperto per la schiacciata e sappiamo che razza di atleta sia questo giocatore. Tanto Austin Day in campo per la Reyer, non entrato nella scorsa gara contro la Virtus per scelta tecnica, ma sappiamo che sta soffrendo problemi fisici a un ginocchio in questa stagione Austin Day, quindi non è sempre al meglio. Campogrande si alza da 3 in uscita dai blocchi e segna la bomba, anche lui batte un colpo per il canestro del pareggio a quota 16, 47% da 3 per Campogrande in stagione. Ancora Henry innescato nel verniciato, lo chiude Austin Day, poi la palla per Delia stoppato da dietro, ancora lui a pulire il suo stesso errore, però bravo De Nicolao a non dare nulla per vinto. Da dietro era arrivato altissimo a stoppare l'ex giocatore della Virtus. Eccola qua la stoppata di De Nicolao, poi però se la palla resta lì al secondo tentativo. Chiaramente Delia contro un giocatore molto più piccolo ha chance di portare a casa un fallo con annesso giro in lunetta. Delia sta producendo 10 punti in media in questa stagione, 59% ai liberi, qua migliora la sua percentuale con il 2 su 2 che tiene avanti la Reyer, 2:23 ancora da giocare. Tonut per Campogrande che ha tanto spazio in questo primo quarto. De Nicolao sul blocco di Watt, lascia dietro a Fernandez con esperienza, poi sbaglia Watt il tap-in. Rimbalzo controllato dal Lobito che però non riesce a spingere, allora si schiera Trieste, slip di Delia non servito, risale allora l'argentino, Fernandez va per la penetrazione centrale, scarico per Grasulis, sbagliato, altro rimpalzone atletico per Watt, si stende la Reyer in attacco con la tripla presa subito da Stefano Tonut, di puro istinto segna anche questa.
Buon inizio per Tonut, che è l'anima in attacco della sua squadra in questi primi 8 minuti di partita. Grasulis va da Doyle che viene perso malamente da Campogrande, sbaglia però il tiro pesante. Ora Day, vediamo se riuscirà subito a entrare in questa gara, lo fa sul blocco di Campogrande. Milton Doyle ci mette il fisico, ci mette anche un paio di mani. Day, riapertura ancora per Campogrande, questo è il suo tiro se ce n'è uno, manda a bersaglio anche questo Luca Campogrande, seconda bomba per lui, terza in fila per la Reyer, adesso è più 4 dal -2, un break di 6-0, attacca Delia sul fondo, chiuso da Watt, bella riapertura per Doyle, che è una tripla molto comoda, questa non la può sbagliare dopo l'errore precedente, e siamo ancora lì, -1, gran primo quarto, molto combattuto, tanti canestri, tante bombe a segno per entrambe le squadre. Ora Watt riceve sul fondo contro Delia, lo attacca, spalle canestro, arriva l'aiuto di Grasulis, ma è falloso per la terna arbitrale. Anzi, il fallo va contro Delia, è stato lui a creare il primo contatto, poi è arrivato quello di Grasulis in un secondo momento. Delia viene richiamato in panchina, buon primo quarto per lui, anche perché non è facile reggere contro un grande centro come Mitchell Watt. Campo per Devontae Upson, Tenuto ancora perso oltre l'arco e non è una buona idea per Milton Doyle, perché Tenuto non sta sbagliando niente in questo primo quarto. Altra tripla a referto, ancora più 4 per la Reyer. Ora Doyle gioca sul blocco di Upson, lo chiude Fotu, riapertura per Grasulis e però gli scivola la palla dalle mani mentre stava per tirare. Si è visto chiaramente il gesto anche un po' di stizza di Grasulis. Ultimo possesso del quarto per la Reyer con Tonut che serve di Nicolao, gioca sul blocco di Fotu, bello scarico in angolo per Cep, l'ha possato per la tripla sbagliata. La sirena suona qui e dunque Reyer in vantaggio di 4 lunghezze, 25-21 dopo i primi 10 di gioco. Abbiamo assistito a un ottimo primo quarto con un buon ritmo, buoni attacchi, tanti canestri pesanti. Fino a questo momento un basket divertente, la differenza la fa il 6 su 8 da 3 per la Reyer. Trieste che si è avvicinata di più a canestro, 5 su 10, ma in sostanza possiamo dire che fino a questo momento abbiamo assistito a una gara piuttosto equilibrata e immagino che potrà restare un andamento simile anche nel resto della partita. Fino a questo momento sono Stefano Tonut e Wes Clark i giocatori che hanno trascinato Venezia sul più 4 al primo intervallo. 8 punti a testa per entrambi. Clark ha iniziato forte, poi è arrivato il sostegno di Stefano Tonut con un paio di triple e poi
buono anche il contributo di Campogrande, sguinzagliato in quintetto, ha risposto molto bene con le due triple che assieme ai canestri di Tonut, Clark e Watt, anche lui una bomba a bersaglio, ha forgiato quel 6 su 8 dall'arco con cui Venezia ha costruito questo piccolo margine di 4 lunghezze nei primi 10 minuti. Secondo quarto in avvio col possesso in mano a Trieste. Gioca la Quintana con Alviti e poi da Ross che si apre. Ecco il blocco di Upson che slipa molto bene, gran palla dentro di la Quintana. Upson ruba il tempo alla difesa e poi si va a trovare l'appuntamento con il ferro per schiacciare il -2. Ora Day che prova a mettersi in partita dal palleggio, subisce il contatto falloso speso da Devonte Upson. Il fallenetto, possiamo rivederlo anche in questo replay. Rimessa per la Reyer, battuta con Chapel che riceve sul ribaltamento, punta per Day contro Daros. Ecco il blocco di Fotu, intercetta il pallone Doyle che fa ripartire Trieste, poi ci mette una mano Day, strappa il pallone. Ingenuità di Doyle, lato su, troppo molle fra tre avversari, sperando fosse troppo nel fallo. Ora Chapel che viene braccato da Alviti, chiude il palleggio, palla interna, entry pass per Fotu che attacca a spalle canestro contro Upson, gli tira sulla testa, bravissimo il giocatore neozelandese con un gran canestro di piedi e di tecnica. Primi due per l'ex trevigiano e ancora più 4 per la Reyer. La Quintana contro De Nicolao, ecco il blocco di Upson, si apre però il Mar Rosso nell'area veneziana e la Quintana dopo l'assist può mettersi anche lui a referto con un canestro facile in appoggio, in penetrazione. Ora Day ha una ricezione imperfetta, difficile, su un passaggio forse un filo basso da parte di Jeremy Chapel, palla persa banale per la Reyer e dopo questo errore arriva puntuale il time out per fermare la partita, perché penso che De Raffaele non stia vedendo in questo inizio di secondo quarto quello che aveva pensato, aveva studiato nel 2 minuti di intervallo poco fa, più che altro nella metacampo difensiva, dove sappiamo che la Reyer costruisce la gran parte del proprio successo. Sono arrivati un paio di canestri facili al ferro per Trieste, tra l'altro però ben costruiti dalla Quintana, che ha giocato in entrambe le occasioni a due in maniera perfetta con le letture assieme a Devonte Upson. Può dunque lasciare due canestri al ferro consecutivi per aprire un secondo quarto è sempre una cosa che tendenzialmente gli allenatori gradiscono molto poco, dunque è comprensibile la voglia di De Raffaele parlarci sopra subito con i ragazzi. Si ricomincia con il possesso per l'Allianz, ancora la Quintana, sempre a giocare sul blocco di Upson, davanti a lui c'è Casarin da Ross, schiaccia a terra per Doyle che ha vantaggio per attaccare Nicolao, lo fa molto bene, arriva il fallo speso dal giocatore in maglia bianca col 10. Si resta su questa metacampo e dunque rimessa da fondo per Trieste. Eccolo qua, il contatto falloso sul primo body check, penso. La Quintana sposta ancora Nicolao dietro schiena, non arriva il pallone per Upson, da Ross ricicla, innesca Doyle, trip che entra ed esce, rimbalzo per Casarin che fa correre Chapel, ha spazio per tirare, preferisce però, direi anche in maniera saggia, aspettare i compagni. Palla interna per Fotu, raddoppiato, ancora fuori per Chapel, Day in angolo per Casarin, anche lui chiuso da due giocatori, brutto passaggio di uscita, poi tanti tuffi, vediamo Casarin che la strappa con energia, Day dai 5 metri del suo tiro ma lo sbaglia, ancora Fotu a rimbalzo e viene stoppato però da Devonte Upson in maniera fallosa. Tante proteste sia di Upson che di Milton Doyle, questa
Sarebbe da rivedere, perché così sembrava buona. E vediamo qua la grande giocata di Casarin, che tra l'altro non molla niente su questo possesso. Qua Fotu va su forte, però sembra pulita la stoppata in bella rivista dal replay, però l'arbitro è meglio piazzato e sceglie per un fischio e il secondo fallo per Trieste in questo secondo quarto. Ora liberi per il giocatore neozelandese che piazza l'1 su 2, che mantiene la Reyer con il possesso pieno di margine. 2-8, 2-5. Ora lunga la difesa anche Venezia. Alviti ha spazio per alzarsi dai 4 metri. Contestato il tiro da Fotu, infatti è sbagliato, poi riciclato il cronometro. Doyle attacca contro Casarin sul blocco di Upson, palla in angolo ancora per Alviti. Chapel però lo ferma in maniera fallosa. Bruciato sul primo passo di Alviti, che è un gran tiratore, per cui è ovvio che qualsiasi difensore debba fare un close out molto forte per evitare proprio il tiro dall'angolo di Alviti, che è la sua arma principale in questo momento della carriera. Ora Da Ross cerca un ricevitore, lo trova in Milton Doyle, che mette subito palla per terra, poi la recupera Casarin, fa correre Nicolao, ancora per Casarin che viene stoppato però da Ross. Fotu cancella tutto a rimbalzo offensivo. Che impatto dell'ex trevigiano, altro canestro e più 5 per la Reyer in questo momento. La Quintana va da Ross sul lato destro, ancora end off per l'ex bresciano che attacca bene sul fondo. Ecco lo scarico puntuale per Milton Doyle, che si spazia molto bene però sbaglia il tiro. Rimbalzone per Alviti, che ha anche questo fondamentale nel proprio repertorio, sempre più grande. Ora la Quintana finta contro Austin Day, lo porta a scuola e non è facile vedere la Quintana insegnare un gran movimento offensivo a uno specialista come Day. Poi Doyle questa volta ruba la palla a Fotu e fa correre Alviti in campo aperto, inchiodata per il giocatore azzurro. Mini break lampo di 4-0 per Trieste e siamo ancora in equilibrio sul 30-29. Fotu riceve in punta, ecco servire Chapel, sale De Nicolao sul lato sinistro, blocco di Day che fa sportellate con Da Ross, non c'è però il cambio difensivo. Comunque attacca De Nicolao, però non ha lo spazio per riaprire per Casarin, poi costretto a spendere il fallo per fermare il contropiede triestino. Fallo speso su David Alviti, che si stava già involando come prima in contropiede in campo aperto. Vediamo se gli arbitri andranno a rivedere, magari per valutare la chance di un antisportivo. Da parte mia no. Cambio per Trieste, dentro Cavaliero, fuori Milton Doyle, che come spesso accade sta avendo una partita abbastanza ondivaga. 1 su 6 per lui dal campo fino a questo momento. 3 punti a referto. Intanto si allunga la pausa dopo il fallo speso da Casarin, con infatti gli arbitri che sono andati a rivedere l'entità del contatto e viene valutato antisportivo. Dunque avremo i 2 liberi per Trieste e poi il possesso che rimane nella metà campo offensivo per l'Allianz. Sappiamo che, come da regolamento, questo tipo di falli si presta a questa interpretazione e dunque abbiamo discusso in tante sedi, accettiamo quello che sceglie la terna in questo momento. Alviti, il lunetta amministra, gran tiratore e specialista dall'arco. Il primo bersaglio dunque porta il punteggio in parità e si allunga così il break positivo per l'Allianz. Un bel 6-0 con cui Trieste rimette la testa avanti quando siamo quasi alla metà del secondo quarto. Una bella risposta dell'Allianz, che arriva proprio quando Venezia sembrava poter allungare le mani sulla partita. Ora la Quintana, ancora sul blocco di Upson, c'è Wes Clark sulle sue tracce, la Quintana lo lascia lì, però sbaglia
l'appoggio con la mano sinistra, poi l'ultimo tocco a rimbalzo è di Devonte Upson, molto generoso, giocatore atletico, però questa volta non riesce a pulire l'errore del compagno. Altro cambio in arrivo, esce Casarin, dentro ritorno in campo per Jeremy Chapp. Ricordiamo che questa sera Venezia deve fare a meno dell'infortunato Michael Bramos e dunque è un pezzo importante che manca alla rotazione classica di coach De Raffaele, e Bramos suo malgrado ne avrà ancora per un bel po'. Dei si alza da 3 punti, primo ferro, forse c'è un contatto non ravvisato, rimbalzo per Alviti, la Quintana va da Daros, ancora per l'ex bresciano, scambiano i due, Daros si prende il jumper, lo sbaglia, poi il rimbalzone di forza di Upson che regala un extra possesso a Trieste, ancora a bloccare per la Quintana, cambio difensivo, può attaccare contro Doi, invece no, perché il mismatch favorisce Devonte Upson. Gran lettura per la Quintana che serve la palla interna col tempo giusto, lì dove c'è il vantaggio da sfruttare per Upson. E arriva infatti il fallo speso da Wes Clark. Altri cambi per la Reyer, fuori Fotu che ha avuto un buon impatto in questa partita, dentro Mitchell Watt, ora Upson ribalta per la Quintana, blocco di Daros e poi ancora di Upson, si alza la Quintana ma sbaglia, pulisce tutto Jeremy Chappell con grande rabbia agonistica. Poi Watt cercato da Tonut, si gira contro Upson, però viene raddoppiato, bello scarico in angolo per Clark che ha tutto lo spazio del mondo per prendere la mira e segnare un'altra tripla per Venezia, e contro sorpasso immediato per la Reyer. La Quintana va da Cavaliero, altro scambio, poi raddoppiato la Quintana, brutta palla in angolo per Alviti, anticipata, Tonut va in campo aperto, si protegge con il ferro, arriva comunque la Quintana tentando, cercando la stoppata. Nel farlo c'è il contatto falloso però con lo stesso Tonut che è andato su fortissimo con un grande slancio offensivo. La forza fisica di questo giocatore è davvero tremenda. Poi rivediamo la bella giocata di Mitchell Watt che elude così il raddoppio e poi pesca molto bene Wes Clark nell'angolo opposto. Dopo il fallo su Tonut arriva un time out in un momento un po' strano della partita, perché come dicevo in precedenza, quando la Reyer sembrava poter costruire un mini break importante alla metà del secondo quarto, è arrivata la reazione dell'Allianz molto violenta, molto rapida, con un paio di palle perse davvero banali della Reyer. Poi con quell'antisportivo ha permesso al contro break di allargarsi ancora di più, è arrivato il sorpasso e poi ancora contro sorpasso, e quindi siamo ancora in una situazione abbastanza interlocutoria fra due squadre che direi che fino a questo momento si stanno pareggiando in tanti aspetti del gioco. Wes Clark è tornato in campo ed è tornato anche subito a battere un colpo. In questo momento è lui qui inquadrato il miglior marcatore, 11 punti con 4 su 5 dal campo. Rimane sempre alta la percentuale da 3 per la Reyer, 7 su 11 fino a questo momento, un bel 64%. Anche Tonut attenta alla doppia cifra con questo giro in lunetta, e a quota 9 con 3 rimbalzi dopo il primo personale mandato a segno. Ovviamente arriva anche la maledizione del commentatore, sbaglia il secondo Tonut, Reyer che resta allora sul +3, si schiera a zona. Vediamo come la legge Trieste. Daros ribalta per Cavaliero, palla in post alto per Delia, schiaccia per Daros interna, ancora per Delia, bello scarico in angolo per Cavaliero che si allarga molto bene, però sbaglia una tripla che in realtà ha ampiamente nelle corde e lascia lì
una ghiotta chance per il pareggio. Servito Chapel che ha fisico per attaccare anche vicino al canestro, invece preferisce rispaziarsi contro Cavaliero. Ecco il blocco di Watt, c'è un piede però non ravvisato. Ora può ripartire Trieste con il Lobito, gran palla dentro per Delia che può sfruttare l'altezza contro Tonut. Tonut sa bene che non può tenere il classico gancione di Marcos Delia da quella zona del campo e dunque va subito a spendere un fallo sul giocatore argentino, anche se però stava arrivando Watt puntuale in aiuto sulla riga di fondo. Qua rivediamo dall'altra angolatura il contatto falloso tra Tonut e Delia. Secondo giro in lunetta per Delia in questa partita. Giocatore che, come abbiamo detto in precedenza, sta viaggiando in doppia cifra in questo campionato e anche questa sera sta avendo un impatto importante. Sono già 8 i suoi punti, 1 da recuperare in questo momento per l'Allianz. Ora Clark per Chapel che esce dallo stagger, bella palla per Day che però non riesce a sfruttare il momento per attaccare, chiuso da Daros, si salva con il conteggio di 5 secondi. Ora Clark, palleggio vivo contro Fernandez, gran canestro di Wes Clark che vorrebbe anche il fallo. Arrivano 3 punti che riportano la Reyer sul più 4. 14 per Clark, ancora perfetto da oltre l'arco con 4 su 4. Fernandez per Cavaliero, ancora per Fernandez che attacca il centro area, scarica per Alviti, questo è il suo tiro dentro fuori, sbaglia di un non nulla Alviti, poi tenuto in qualche modo si salva con l'aiuto di Mitchell Watt, non può spingere però Venezia. Allora Clark si appoggia saggiamente da Austin Day che fa spallate con Daros. Quando Day abbassa la testa in quel modo proteggendo la palla è impossibile riuscire ad arrivare sul pallone stesso, perché guardate quanto è lungo Sendai, che braccia lunghe che ha. Quando la protegge così, la mette dietro il corpo, il difensore non può far altro che andare a provocare. Malgrado il contatto falloso. Ora Fotu, riapertura per Watt che va da Chapel, schiaccia ancora per il neozelandese, classico movimento sul perno che manda da Ross al bar. Bella giocata di Fotu a centro area, più 6 per la Reyer, settimo punto per l'ex trevigiano. Ora Alviti attacca dal palleggio contro lo stesso Fotu sul fondo e ovviamente riesce a batterlo in velocità. Arriva lo sgambetto del giocatore neozelandese. Eccola qua, la gamba allungata da Fotu per fermare Alviti e questo è il bel canestro segnato in precedenza con l'uso sapiente del piede perno, ma un giocatore che ormai conosciamo molto bene, sappiamo essere abile in quel fondamentale piede perno ballerino per Fotu. Intanto Alviti segna il primo libero, segna anche il secondo e Trieste così prova a ricucire almeno parzialmente il gap di più 6. Era il massimo vantaggio finora per la Reyer in questa partita. Doppie uscite, servito Tonut sul lato sinistro, ancora entry pass per Fotu. Complicato il passaggio di Tonut che poi si trova però la palla in mano dopo tanti rimpalli. Ancora Tonut attacca con la sinistra sul fondo, stoppato questa volta, bravo da Ross con l'aiuto sul lato debole, poi lascia lì anche 2 difensori. Alviti a centrocampo, bella palla per Cavaliero che ha tanto tempo ancora ma sbaglia anche questa conclusione dall'angolo. Allora Delia si svita, ci mette una mano Chapel che arriva come una furia dal lato debole. Bravo Chapel con una buona intuizione, una buona lettura difensiva nel mettere la mano e togliere 2 punti che sarebbero stati già scritti per Trieste in questa azione. Qua bravissimo da Ross con l'intervento sul lato debole, poi che bravo con la dietroschiena per evitare l'intervento di Chapel, subito pronto con un mastino a strappargli il pallone, a braccarlo lì a centrocampo. Ecco la rimessa da fondo, perso ancora Delia e questa volta Fotu viene infilato. Prima era successo a Watt, questa volta al neozelandese. Doppia cifra anche per Delia, quota 10. Ora Watt
serve Chapel che finta il tiro, si rispazia contro Harry, Tonut resta al Viti incollato. Tonut però qua abbassa la spalla e va a spendere un fallo in attacco abbastanza banale contro Alviti. Brutta lettura per Tonut, che ha voluto comunque attaccare Alviti di fisico. Alviti è scivolato molto bene restandogli davanti e poi avete visto nel replay la spinta alla spalla contro il petto dell'avversario e quello è un chiaro fallo in attacco. Spinta leggera, ma comunque è un movimento illegale. Allora palla persa e chance per l'Allianz di riagganciare a quota 39 o anche di superare. Direi proprio di no, perché Fernandez non si intende per nulla con Mike Harry e arriva la più banale delle palle perse anche per Trieste, su una classica incomprensione fra due giocatori su un penetra e scarica. Sono 8 invece per Venezia. Blocco di Fotu per Wes Clark, che viene cinturato dall'Obito, e anche Trieste, come la Reyer in precedenza, esaurisce il bonus e da questo momento in avanti saranno sempre liberi in arrivo per la Reyer. In quest'ultimo minuto di gioco De Raffaele rigioca la carta Davide Casarin, scommettendo, come anche giusto che sia, sul suo atletismo, sul suo agonismo, sulla sua voglia di giocare ogni secondo per dimostrare di essere sempre in crescita, di poter salire di livello gara dopo gara e diventare un giocatore importante per questa squadra. Ancora più 4 Venezia che allunga la difesa, ne esce bene Trieste. Fernandez organizza contro la 3-2, poi si accoppia Casarin in centro contro Marcos Delia, vantaggio l'argentino, infatti lo sfrutta molto bene svitandosi sul fondo. Arriva il fallo che va contro il giovane teenager della Reyer. Chiaramente quando un esterno, abbiamo visto anche prima Tonut, rimane accoppiato così con Delia e prova a mettere pressione, l'argentino ha sempre quel movimento di virata molto efficace in faretra, può aprire il compasso, lasciare lì dietro di sé un giocatore anche più piccolo e chiaramente più rapido, però quel movimento con quell'uso del corpo è indifendibile in quella situazione. Delia torna così in lunetta per la terza volta in questa partita. Gran parte del fatturato, la metà fino a questo momento, arriva proprio in questa situazione. Qua spara un 1 su 2, meno 3 adesso per Trieste. Possesso però per la Reyer con Wes Clark. Ecco il blocco di Watt, lo sfrutta Clark, ci mette però una mano al Viti che prova a far correre la sua Allianz. Clark rientra su di lui, Delia si ritrova in qualche modo la palla in mano e poi Watt con l'ultima deviazione di questo strano flipper che lascerà però il possesso a Trieste con 31 secondi da giocare per chiudere il secondo quarto. 17 per l'azione offensiva della formazione del qui inquadrato coach Dalmasson. Si muove Henry, eccolo ricevere in angolo contro Chapel, va a spalle canestro, attacca contro l'ex Canturino, poi Watt dal nulla lo cancella con la stoppata che regala così l'ultima chance del quarto a Venezia per un possibile canestro del più 5 o più 6. La gestisce Clark in palleggio contro Davide Alviti. Ecco il blocco di Watt che forza il cambio difensivo. Clark spara in faccia a Delia. Questa volta però la scelta non è delle migliori perché lascia anche 3 secondi per Trieste per cercare il tiro del pareggio. Sbaglia sulla sirena Mike Harry, la tripla del potenziale 41 pari. E allora il primo tempo si chiude qui con Venezia in vantaggio all'Allianz Dome per 41-38. Secondo quarto in realtà vinto dall'Allianz di una lunghezza 17-16. Fino a questo momento il miglior marcatore è Wes Clark con 16 punti a referto, 3 su 4 all'arco, ma la Reyer direi che sta tirando da 3 in generale in maniera ottimale.
ottimale, 8 su 13, 62%, e fino a questo momento direi che ha costruito qua il suo vantaggio, anche se... Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. In panchina sia una squadra che faccia molto affidamento sul tiro pesante. Dunque molte triple per Venezia, che tra l'altro sono arrivate senza Michael Bramos, che abbiamo già citato e ricordato come assente di lusso in questa serata, e senza nemmeno un apporto particolare da parte di Austin Daye, che è nella top 5 dei migliori tiratori del campionato fino a questo momento. Daye, ricordiamo, non utilizzato nella scorsa giornata nella sconfitta di Venezia contro Bologna. Oggi ha giocato una decina di minuti a cavallo tra il primo e il secondo quarto, però sembra ancora lontano dal giocatore che ci ha abituato in questi anni di successi anche per Venezia, perché con De Raffaele Reyer ha vinto un titolo in ogni anno, quindi uno per 4 anni. Dall'altra parte Spona Trieste, il grande impatto per Marcos Delia, nonostante un avversario tosto come Watt o anche Fotu, comunque sta facendo una buona prestazione in mezzo al verniciato. 11 punti, 4 rimbalzi, tanti giri in lunetta. Buono anche l'impatto di Alvidi dalla panchina, 6 punti per lui, è il secondo miglior marcatore per l'Allianz, che come ricordiamo, abbiamo visto anche in grafica, sta scavando tanto nel verniciato avversario. Sono già 10 i canestri da 2 realizzati in questo primo tempo. Dall'arco sta facendo invece molta più fatica, 3 su 15, ma sappiamo che Trieste è una squadra molto imprevedibile e umorale, che è capace di ribaltare situazioni in pochissimo tempo. De Nicolao intanto contro Fernandez, subito cavalcato Austin Daye, che si svita col suo classico movimento, e questo è il vero Austin Daye, e ce lo mostra nella prima azione del terzo quarto. Gran canestro d'autore per Daye, risponde Fernandez andando a scheggiare appena il ferro. Ora Daye fucilata per Tonut, che sfrutta bene la ricezione veloce, poi De Elias con un strano tap out al tabellone. Campogrande perso sul perimetro, sbaglia però la tripla. Questa era molto comoda per un giocatore con le sue qualità balistiche, lascia lì una buona chance sia Tonut che Campogrande per allungare per la Reyer. Ora Doyle gioca 2 sul lato con Daros, e invece Milton Doyle la tripla non la sbaglia. Questa è la sua specialità, la sua seconda segnata in serata. Detto poco fa,
Trieste ha giocatori che si possono accendere in un amen, e se ce n'è uno questo è Milton Doyle. Si svita sul fondo bene Watt, però D'Elia lo costringe a un tiro difficile per la difesa dell'argentino, e poi ancora innescato Doyle. È molto caldo, si prende anche questa appena sul primo ferro. Rimbalzo lungo per De Nicolao, non ha però i numeri Venezia per attaccare in velocità. Allora si gioca con la difesa schierata, ribaltamento per Day che poi va a servire Tonut, può attaccare ancora contro Daros in rapidità, lo fa sul fondo però esagera perché va a calpestare la riga. Allora palla persa per la Reyer, e altra possibilità di provare a riallungare sprecata. E ora è l'Allianz che ha la chance di rimettere la testa avanti se dovesse arrivare un'altra tripla. D'Elia attende un ricevitore, smarcamento di Doyle contenuto da De Nicolao. Allora si va sul lato opposto a cercare Mike Carey contro Campogrande. D'Elia sul backdoor di Fernandez. Abbiamo vista più volte questa giocata in questa serata. Il lungo che riceve in punta in post alto e poi serve il taglio backdoor della guardia. Qua Tonut si fa infilare dall'Obito. Ora servito in post Mike Carey, a fisico per attaccare al palleggio contro Campogrande, cerca uno scarico nel traffico per D'Elia. Daros, palleggio, arresto, tripla, primo ferro, poi la lotta a rimbalzo favorisce Mitchell Watt. Allora si ricomincia con Tonut, non c'è la palla interna per Day, allora si va da Watt, ancora Tonut, attacco lento per Venezia, eccolo servito Day. Daros però gli rimane incollato. Day può attaccarlo dal palleggio con il suo classico crossover, fermato fallosamente, il canestro non è buono, lo indica chiaramente l'arbitro. Fallo che arriva in precedenza sul palleggio. Daros è rimasto anche bene sul primo crossover di Day, però al secondo fatto con quella qualità è difficile riuscire a rimanere davanti a un grande attaccante come Austin Day. Permessa laterale battuta per De Nicolao, angolo per Campogrande, backdoor ancora di Watt, poi Tonut sull'angolo, riapertura per Austin Day che è caldo e rimane caldo. Quinto punto in fila per il figlio del grande Darren, e più 5 ancora per Venezia. 9 su 15, altro backdoor, questo di Milton Doyle. È sempre bucata Venezia in situazioni del genere, prima con Fernandez, adesso con Milton Doyle che dopo le bombe arriva con prepotenza al ferro per il nuovo -3. Ora Watt ribatta per Tonut, il blocco dello stesso Watt, si torna però in punta. De Nicolao ancora a giocare col suo centro, bel roll di Watt che poi finta 7 cose prima di alzarsi dai 2 metri, forse un po' esagera e va un pochino corto. Ora Fernandez, blocco per D'Elia, Daros manda via Doyle, anzi no, lo innesca per un altro backdoor, assist di tocco per D'Elia che però non riesce a chiudere. Sarebbe stata un'azione bellissima questa dell'Allianz, prova a punire Austin Day, si alza dall'arco, sbaglia, ribalzo lungo per Campogrande, lui invece la mira, l'ha messa a posto. Dopo l'errore in precedenza arriva la bomba del nuovo +6 per la Reyer e della 10ª se non sbaglio per gli ospiti in questa serata. 2 possessi pieni di vantaggio, finta di Doyle che rischia anche l'infrazione di passi, lo contiene Campogrande, poi però Doyle è troppo guizzante per l'ex giocatore della Virtus Roma che è costretto a fermarlo con il fallo. Però in assenza di Bramos devo dire che Campogrande sta giocando una grande partita, in difesa sta reggendo bene contro un avversario, un attaccante di qualità come Milton Doyle, e poi in attacco quando ha spazio per tirare da 3 difficilmente sbaglia. Rimessa da fondo con Fernandez che serve D'Elia, i 2 argentini dialogano, però la difesa forte di Tonut costringe D'Elia all'infrazione di passi, troppi giri su quel piede perno alla ricerca di un ricevitore che poi non è arrivato. E qua avete visto quanto possa valere anticipare forte un esterno.
e costringere così il lungo che cerca un passaggio di emergenza a una palla persa per riflessione di passi. Prova a salire Campogrande, però viene chiuso. Allora De Nicolao attacca dal palleggio in proprio, subisce il contatto falloso del Lobito, non ci saranno liberi. Secondo fallo soltanto per l'Allianz nel terzo quarto. Il terzo però per Juan Manuel Fernandez. C'era anche una manata di Doyle su De Nicolao. Riceve Day, che sembra molto più inserito in questa partita. Qua viene braccato, trova però Tonut sull'arco con una palla di uscita stranissima fra tre uomini, ed è la seconda tripla consecutiva per la Reyer. Dopo Campogrande arriva anche Tonut, due italiani che stanno dando linfa a Venezia in questo momento della partita, e costruendo il primo vero grosso break. Watt arriva a cancellare da dietro Marcos Delia, poi prova a ripartire in velocità Campogrande, fermato da Alviti prima che possa alzarsi ancora da 3 punti. E siamo in un momento, e definirei importante, della gara, perché Venezia sta provando il primo a lungo deciso di questa serata dopo tanti mini break, sorpassi contro sorpassi. Abbiamo visto le squadre toccare sempre quei 3, 4, 5 punti di vantaggio, ma senza mai riuscire a costruire un vero allungo. Ora invece sono 9 i punti di vantaggio della Reyer con la palla in mano, e l'inerzia in questo momento mi sembra abbastanza su sponda ospite, e non potrebbe anche essere diversamente, perché da 3 Venezia sta continuando a tirare con percentuali astronomiche, 11 su 18 fino a questo momento, e dall'altra parte Trieste stesso numero di tentativi, ma soltanto 4 a bersaglio, e per quanto possa essere andata anche più in lunetta o essere più precisa o funzionale in area, la tripla vale sempre 3, e quando ne metti 11 è difficile, anzi 11 in poco più di 2 quarti, è difficile riuscire a resistere. E dunque con i canestri anche degli italiani, perché Tonut e Campogrande sono uniti a Austin Day in questo terzo quarto per spingere la Reyer, sta arrivando il primo break della partita davvero importante. Ora Watt, serve De Nicolao, ancora Tonut cercato contro Milton Doyle, blocco di Watt, gli apre lo spazio, Tonut lo sfrutta per il palleggio, arresto e tiro, altra tripla a segno per Stefano Tonut, più 12 ora per la Reyer, e arriva a quota 15 Tonut con 4 bombe a referto. Delia, riapertura per Grasulis, che commette il più classico degli errori di chi riceve in quella zona del campo, fintando il tiro, va a pestare la riga laterale. Allora non si ferma il parziale positivo per la Reyer. Ora Stagger per Campogrande, che riceve in punta, ribalta subito per Tonut, il blocco di Watt, bella palla di ritorno di Tonut, che chiaramente dopo aver segnato 2 bombe attira su di sé la difesa, e se tanti sguardi vanno verso Tonut, così come l'aiuto di Marcos Delia, è ovvio che dall'altra parte rimanga libero Mitchell Watt. Tonut lo sa, legge bene e lo serve sul roll. Fallo subito per Watt, che dunque si appresta al suo giro in lunetta numero 2, anzi numero 1 in questa serata. Finora 3 punti con 5 rimbalzi per Mitchell Watt, ha faticato in attacco a mettere punti e referto, però la sua presenza a centro area come difensore, come qualità di blocchi portati, come rollante, come quasi playmaker raggiunto è sempre importante per la Reyer, che adesso allunga ancora la difesa, palla recuperata proprio dallo stesso Watt, che va a inchiodare con la virata in faccia a Milton Doyle, e qua abbiamo l'azione più spettacolare della serata, e la firma la mette Mitchell Watt per il più 15, massimo vantaggio per la Reyer. La Quintana, il blocco di Delia, cambio difensivo, Doyle rimane contro De Nicolao, ancora la Quintana, attacca lo stesso Watt, bella palla per Delia, che con le finte manda fuori equilibrio Austin Day. Subisce poi il fallo del figlio di Darren.
Nel frattempo però con Tonut e Watt il break di Venezia ha raggiunto dimensioni davvero importanti. Ora è più 15 e Trieste avrà la chance in questa occasione per provare a fermarlo. Qua Watt con il recupero, la grande schiacciata dopo la virata, movimento quasi da ala piccola per Mitchell Watt, che ci dimostra la qualità del repertorio di questo gran giocatore. 0 su 2 per Marcos Delia, abbastanza inusuale in lunetta, anche perché sono usciti molto piatti entrambi i tiri dell'argentino. Il libero però, il secondo, si ripete per un'invasione a rimbalzo. Allora, Trieste ha un'altra chance per fermare il break positivo degli avversari. Questa volta Delia torna a scuotere la retina per il suo punto numero 12 in questa partita, e Trieste allunga la difesa come Venezia nell'azione precedente e a sua volta provoca una palla persa. Attenzione, perché l'Allianz non sembra colpita sì, ma ancora pronta a reagire. End off per la Quintana, che va via in palleggio a Tonut, movimento Nash sul fondo, Grasulis, palla interna per Delia che si svita sul fondo, si butta dietro contro Watt, tiro cortissimo con poca spinta e poco equilibrio. Ora Tonut aspetta proprio Watt che prende posizione contro lo stesso Delia, eccolo ricevere in post up, attacca contro l'argentino, palla riaperta per Tonut, esce forte Milton Doyle, troppo forte, crea un contatto e arriva il fischio contro il 35 in rosso. Doyle chiede all'arbitro, ma gli ha toccato la mano, l'arbitro dice di sì. Dal replay mini contatto sembrerebbe esserci, però sappiamo come ormai il tiratore sia ipertutelato nella pallacanestro moderna in quelle situazioni, e dunque arrivano altri liberi per Stefano Tonut, che dunque può continuare a macinare in questa serata. Con il punto precedente è arrivato a quota 16, pareggiando Wes Clark come miglior marcatore di questa partita, e continua a produrre 17. Ancora difesa allungata per Venezia, raddoppio trappola sulla Quintana, che si salva in qualche maniera con Alviti. Ancora la Quintana a gestire in punta contro Tonut, il blocco di Grasulis, poi arriva anche Devonte Hudson, ha perso nell'angolo Alviti. Questo è il suo tiro, lo prende con la fiducia ma lo sbaglia. Rimbalzone per Mitchell Watt, che è andato su tantissimo a raccogliere quel pallone che rimane alla Reyer. Però Trieste avrà ancora la chance di mettere pressione e magari forzare un'infrazione di 8 secondi. Vediamo. Dalmasson comunque alza ancora la difesa. Ecco ricevere De Nicolao, che però va via di spinta contro la Quintana. Poi Day a bloccare contro De Nicolao. Arriva Grasulis a franare contro Austin Day. Però Trieste ha già speso il bonus e dunque questo è un fallo che costerà 2 tiri liberi. È un nuovo giro per Austin Day in lunetta, e adesso anche i liberi dopo le triple sono un mezzo che può permettere alla Reyer di continuare ad allungare il gap. Intanto Day 5 punti in questo terzo quarto, in cui ha avuto tanto impatto, schierato subito titolare dopo essere entrato dalla panchina nella prima frazione di gioco. Il primo lo amministra, ma sappiamo avere mani delicatissime in questo fondamentale Austin Day. 2 su 2, massimo vantaggio aggiornato a più 18, 6-2, 4-4, 3 ancora da giocare in questo terzo quarto, e la Reyer continua a tenere alta la difesa, a cercare le trappole sul palleggiatore. Grasulis viene perso, chiaramente la Reyer si espone anche a questo rischio, però Trieste sta tirando male da 3 e Grasulis forse rende l'idea di una squadra che in questo momento sta soffrendo in maniera psicologica. Campogrande serve
Austin Day che rimette la palla in mano, ribaltamento per De Nicolao, Alviti non esce, rimane lì a metà strada, De Nicolao punisce con un'altra tripla e adesso le bombe piovono sulla testa dell'Allianz, più 21 per la Reyer, 6-5, 4-4, Tonut sempre davanti alla Quintana. Ecco il blocco di Upson, non c'è il cambio difensivo, allora si torna sul lato destro per Milton Doyle, però sono azioni un po' estemporanee, individuali per Trieste, infatti Doyle frana, Alviti prova a sistemare tutto, sbaglia e Doyle mi zittisce immediatamente andando a ripulire tutto con la gran schiacciata in tap-in. Vediamo se questa gran giocata darà un po' di morale alla formazione di casa. Intanto Campogrande serve Day a cavallo del centrocampo e questa è un'ingenuità perché arriva una ricezione imperfetta e una violazione di campo con annessa palla persa per la Reyer. Grande gesto atletico di Milton Doyle, questa gran schiacciata, è la seconda bella schiacciata che piazza in questa serata, come sempre vissuta su tanti alti e bassi. Ora la Quintana, ancora contro Tonut, ecco il blocco di Upson che poi va a portarlo sul lato opposto, classico runner di la Quintana sbagliato, poi il rimbalzo per Alviti, chiuso però da Chapel, allora va a giocare a due con Devonte Upson, attacca sul fondo, si alza dai 4 metri, sbaglia, c'è un contatto ma non c'è il fallo, Alviti resta un giro indietro, a numeri per attaccare Venezia, Chapel però perde l'attimo, chiuso da Milton Doyle, allora riapre per Watt, che la tripla l'ha segnata, per un attimo ci pensa, poi ribalta per Austin Day, ecco lo slip di Watt non servito, invece Chapel in angolo, errore sulla tripla, comunque comoda, costruita per lui da Austin Day. Ora Doyle gioca a due con Grasulis, per ancora pick and pick di Devonte Upson, bella palla di Milton Doyle per il roll di Upson che si appende al canestro con il fallo subito, seconda schiacciata in fila per l'Allianz che, come avevo pensato, potrebbe trovare nuova energia per ricaricarsi con queste due giocate consecutive di atletismo e rabbia di due suoi protagonisti importanti come Milton Doyle e Devonte Upson. E infatti De Raffaele intuisce il momento e chiama il time out per frenare il tentativo di contro break degli avversari che, avendo piazzato questo 4-0 abbastanza rapido, sono riportati sul meno 17. Era stata anche a più 22 Venezia nel terzo quarto, come toccando il suo massimo vantaggio. Il margine resta ancora confortante per la Reyer, che ha trovato un grande Stefano Tonuti in questa serata. 17 punti per lui con 6 rimbalzi e anche un grande lavoro in difesa sul pallone. È spesso lui che infatti sta andando a frenare il palleggiatore in questo terzo quarto. In arrivo il libero aggiuntivo per Devonte Upson, 4 punti per lui in serata con 2 su 2 al tiro in 9 minuti e un rimbalzo raccolto. Delia ne ha messi 12. Segna Upson e dunque 5-0 il mini break per Trieste che si riarrampica sulla meno 16. Ora Wes Clark va da Austin Day contro Grasulis, fronteggia, mette palla per terra, può attaccare dal palleggio con le sue classiche finte in crossover, poi palla complicata per Chapel che inventa un grande assist per Watt, stoppato da Devonte Upson, però arriva il fallo della difesa triestina. C'erano ancora 3 secondi a disposizione per Mitchell Watt per concludere l'azione. Qua rivediamo l'azione di Day che si salva proprio in qualche modo, poi la mannagliata di Upson sulla testa di Mitchell Watt con la collaborazione anche di Davide Alviti. Allora Watt
può tornare in lunetta. Intanto il suo tabellino ha continuato a macinare 6 punti, 7 rimbalzi in 24 minuti. Resta però impreciso il lunetta in questa serata. 2 su 4 per lui, 7-7. Dunque fino a questo momento per un giocatore che ha fatto tanto lavoro scuro, però è stato un pezzo importante di questo più 17 che sta maturando a tabellone per la formazione ospite. Ora Fernandez, le doppie uscite per servire Alviti che ricciola bene, poi però sbaglia il tiro dai 5 metri. Upson prova a pulire, sbaglia anche lui. E poi l'ultimo tocco a rimbalzo è di Alviti, che lascia l'ultimo possesso del quarto alla formazione ospite. Un'altra chance per attentare anche alle 20 lunghezze di margine all'ultimo riposo. Wes Clark a gestire il pallone contro il Lobito. 7 secondi, Clark si deve mettere in proprio, lo fa dal palleggio, però Fernandez va a cozzare contro Clark, diciamo così, anche se in realtà mi sembrava una difesa onestissima del Lobito, che infatti va dall'arbitro a dire ma secondo me non c'è un gran fallo, un gran contatto. Rivista da qui forse un'idea un po' diversa, però si potrebbe anche considerare un classico contatto di gioco. Quarto fallo però per Juan Manuel Fernandez, che ha avuto problemi con i falli, tanti in questa partita, l'hanno un po' limitato nel minutaggio. Adesso anche una review al replay, penso, per valutare quanti secondi poi rimarranno sul cronometro dopo i tiri liberi di Wes Clark. Qua sono 0,4, anzi no, qua tempo scaduto, ma il fallo arriva prima della sirena, quindi ci sarà da aggiungere credo qualche decimo al cronometro in favore di un ultimo possibile tentativo di Trieste per finire il terzo quarto. Credo 0,6 che adesso andremo a scalare, quindi 6 decimi ancora per Trieste per tentare il tiro della respirazione sulla sirena, mentre Wes Clark, che si è fermato a quota 16 punti, gli stessi del primo tempo, adesso avrà la possibilità per tornare a muovere anche il proprio tabellino personale. Lui che era stato un grande protagonista nella prima metà di gioco e anche nel primo quarto con un ottimo avvio. Sbaglia però il primo personale, sbaglia anche il secondo. E allora il terzo quarto si chiude così con la Reyer in vantaggio per 66-49 e il parziale di questo terzo quarto è nettamente in favore degli ospiti. 25-11, soltanto 11 punti concessi, sono davvero un ottimo risultato per la difesa reyerina. E poi le bombe che continuano a fioccare, 13 su 21, la percentuale rimane sempre lì, 62%, e chiaramente se aumentano i tentativi aumentano anche i punti, il vantaggio e quant'altro, e la Reyer adesso ne ha 17 da gestire nell'ultimo quarto di gioco.
Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Assieme a Wes Clark rimane protagonista anche Stefano Tonut, fino adesso miglior marcatore di serata con 17 punti realizzati, ma Tonut sta vivendo un gran momento, arriva da 2 ventelli, 24 sparati nella trasferta di Sassari, 22 poi segnati contro la Virtus. In generale in questo periodo Tonut ha messo a referto 8 doppie cifre consecutive in questa stagione, 5 ventelli per lui, e sono numeri che lo hanno portato ad essere non solo il top scorer in generale per Venezia in tutto il campionato con quasi 16 a partita, ma anche il miglior marcatore italiano della Serie A. In questo momento è al 9° posto e possiamo definire questo come il vero breakout year per Stefano Tonut, ossia l'anno della vera grandissima esplosione, e direi che sta confermando le sue qualità migliorate in questa serata, dove ai punti, come ho ricordato in precedenza, ha aggiunto anche un gran lavoro a rimbalzo. Sono già 6 quelli raccolti e poi tanta quantità nella metà campo difensiva. Però un giocatore col suo fisico, con quelle sue qualità di forza, rapidità e anche di testa, qualità mentali, è normale che possa essere un giocatore importante anche nella sua metà campo. Tanto si ripete a giocare col possesso per la Reyer, altro backdoor per Devonte Hapson. Krasulis lo pesca con i tempi giusti e Trieste continua a infilare la difesa reyerina con questo tipo di giocate. Già successo 4-5 volte in questa partita. Backdoor fulminei che colgono di sorpresa la difesa avversaria, pur essendo sempre ottima. Tanto Fotu, infrazione di passi, viene chiuso e viene stoppato nella morsa tra Alviti e Devonte Hapson. Direi che Trieste ha iniziato bene questo quarto, come deve fare una squadra che cerca una grande rimonta. La Rai era tutto il contrario, con un atteggiamento un po' troppo molle in queste prime azioni. Palla alzata per Hapson, che va altissimo, sbucando in testa alle spalle di Mitchell Watt. Può fermarlo soltanto con il fallo. Attenzione, perché da quanto stiamo vedendo in queste prime azioni, questa partita, nonostante quel 66-51 a tabellone, mi sembra molto lontana dall'essere realmente finita, che Trieste è tornata in campo per dare battaglia vera in questi ultimi 10 minuti. Devonte Hapson già 4 punti in fila, il gap che viene limato sul meno 13, con un po' di pressione per Venezia, che ricordiamo era anche a più 22 nel terzo quarto. Ora Clark, palla in mano sul lato sinistro, ma rimane ancora fermo l'attacco della formazione ospite. Ora Tonut gioca sul blocco di Watt, si spazia per la tripla ma la sbaglia. Ribalzo lungo che va a favorire Milton Doyle, deve ragionare. Il Lobito si alza da lontanissimo, mezza tabellata, e poi Wes Clark può arrappionare il pallone. Si sposta sul lato destro, può giocare, anzi va a ribaltare per Tonut. Angolo per Jeremy Chappell, palla interna per Mitchell Watt, per Fotu, che si svita contro Hapson. Arriva la stoppata che cancella il giocatore neozelandese. Hapson ha cominciato questo quarto con la faccia giusta, atletico, pronto, reattivo, con quelle due tentativi di schiacciata, poi la grande stoppata che cancella
l'avversario in questa azione e concede soltanto la rimessa da fondo con 5 secondi per la Reyer. Passaggio in emergenza ancora per Fotu, che va di consegnato per Tonut. Runner complicatissimo, infatti sbagliato, e poi rimbalzo per Devonte Hobson. Ora Fernandez finta il tiro e cerca e trova una gran palla per il taglio, backdoor sul fondo di Alviti, che prende anche lui di infilata un difensore solitamente attento come Jeremy Chappell, ma ancora una volta Trieste con questi tagli sul lato debole sta mettendo in grande difficoltà la difesa avversaria. Bravo Alviti a muoversi nello spazio, ma bravo anche Fernandez a dare una palla non certo facile, perché l'aiuto era arrivato coi tempi giusti, ha dovuto far passare quella palla nella crona di un ago per riuscire a farla pervenire perfettamente nelle mani dell'avversario. Allora il break di Trieste si allunga, è un 6-0 in questo inizio di quarto e il punteggio ora dice -11 per la formazione di casa, che ha dimezzato quel massimo disavanzo di -22 sofferto alla metà del quarto e, come ho detto qualche azione fa, si sta preparando a vendere cara la pelle in questo quarto periodo. E attenzione, vediamo la risposta, direi che più che tecnica, psicologica di Venezia. Arriva da 2 sconfitte contro Sassari e Virtus e vediamo come gestirà questo momento di pressione con la formazione avversaria che cerca la grande rimonta, la risalita. Ancora 8 da giocare. De Nicolao, ecco il blocco di Fotu, servito il neozelandese che poi finta il passaggio. Ecco Chappell innescato sul lato destro, palla ancora per De Nicolao che attacca, buona difesa, infatti un tiro molto complicato. Fernandez poi pulisce tutto a rimbalzo, poi attacca, lascia lì il difensore, poi si appoggia al vetro e continua a migliorare il controparziale dell'Allianz. 8-0, 5-7-6-6. Ora torna sotto la doppia cifra di svantaggio l'Allianz. Tonut si spazia contro Alviti, ecco il blocco di Fotu, attacca sul cambio difensivo contro Hobson che lo chiude. Grasulis perfeziona il recupero, poi ci mette una mano Day e impedisce il contropiede di Milton Doyle. Gran giocata questa difensiva, distinto di Austin Day, che ha impedito un canestro che avrebbe dato una spinta incredibile all'Allianz. Ribaltamento per De Nicolao che gioca bene la palla in terra per Day, e lì sono quei classici tiri che non sai se appoggiare al tabellone o tirare dritto per dritto. Sbaglia, poi fallo e canestro per Devonte Hobson, il vero fattore in più per l'Allianz in questo attacco di quarto periodo. Continua a segnare il centro della formazione di casa. Di Nicolao prova a trovare una posizione difensiva accettabile, che in realtà non ha, perché si muove e poi si butta lì indietro. Questo non può mai essere sfondamento. Il contatto c'è, canestro, fallo, e dunque Hobson che va in lunetta con la chance di portare addirittura a -2 possessi l'Allianz, però sbaglia. Rimbalzo per Chappell. 6-6, 5-9 e la pressione che sale per la Reyer. Ora De Nicolao va a giocare sul blocco di Day. Chappell finta e poi si affida a Tonut, palleggio aperto, poi palla interna per Watt, chiuso bene da Grasulis, si butta dietro Watt, è stoppato da Alviti, fa partire la transizione l'Allianz, però rientra bene Venezia. Allora Grasulis che va da Fernandez, cade De Nicolao, altra palla per Hobson che continua a essere attivissimo sotto canestro. Fallo subito da Hobson che va vicinissimo a un altro potenziale gioco da 3 punti. Fallo che va contro Watt ed è il suo terzo, credo, in questa serata. Tante proteste però per la Reyer. Vediamo cosa è successo. La stoppata qua mi sembra pulita. Poi Hobson a far ripartire il contropiede. Ah, c'è questo contatto su De Nicolao. Ok,
che avevo già visto anche in diretta, mi ero quasi dimenticato. E dunque la protesta dei giocatori della Reyer penso sia dovuta a quella. Abson però lascia lì un altro tiro libero importante, 0 su 2 consecutivo, e questo fa male al tentativo di rimonta dell'Allianz. Dentro il secondo però 1 su 3 per Devonte Abson e 2 possessi a dividere le squadre, 60-66, parziale di 11-0 per Trieste nei primi 4 minuti del quarto quarto. Ora De Nicolao può attaccare Doyle sul cambio difensivo, poi torna Fernandez. Tonut, ancora palla interna per Watt che attacca, spalle contro Abson, fermato, non c'è il fallo. Ancora una volta Alviti da dietro gli sporca il pallone, la seconda volta consecutiva che Watt si fa ingarbugliare dalla difesa avversaria. Fernandez con runner sbagliato, poi Watt lancia la transizione, Jeremy Chappell subisce il fallo, non riesce però a trovare anche il canestro. Fallo speso da David Alviti e Chappell avrà la chance di smuovere quello 0 dal tabellone di Venezia nel quarto quarto. In lunetta, bravo Mitchell Watt dopo il rimbalzo a cercare subito quel passaggio lunghissimo di apertura per l'ex Canturino. Reyer che ha lasciato a Pessara a 16 punti dopo il più 22 della metà del terzo quarto. Adesso torna a muovere il cronometro mentre vedo Di Raffaele che chiama, penso, una zona o una difesa allungata nella prossima azione per provare a mettere in difficoltà un attacco dell'Allianz che sta facendo molto bene in questo quarto quarto. E infatti si allunga la difesa della Reyer sulla rimessa dopo i liberi segnati da Jeremy Chappell. Attacca bene però Trieste contro il press, utilizzando anche la boa a centrocampo. Ora Doyle contro Chappell, ecco il blocco di Abson. Poi si va da Grasulis, boomerang per Milton Doyle che spara sulla faccia di Tonut, primo ferro. Rimbalzo lungo per De Nicolao, innescato Tonut che cerca il fondo, cercato in maniera però eccessiva, perché come è successo già forse nel primo tempo, anche se forse però non era Tonut, arriva una palla persa per la Reyer. Dunque si resta sul -8 per la formazione di casa e palla in mano. Questa azione, la pressione della Reyer è molto meno intensa rispetto alla precedente. Rimane però la zona 3-2. Ora Doyle dentro per Grasulis, salutario sul fondo di Alviti e ancora una volta Chappell si perde l'uomo in quella zona di campo, questa volta sul lato opposto, però cambia poco. Alviti si muove ancora bene sul fondo e arriva anche lui in doppia cifra, quota 10, -6, 6-8, 6-2. Ora Doyle va da Tonut, ecco il cambio. Watt ancora per Tonut, regge bene però in difesa adesso Milton Doyle sul numero 7 in bianco. Austin Daye, step back laterale alla Mike James, va a segno Austin Daye. Serviva il guizzo del campione, il talento di Austin Daye per smuovere la Reyer da un attacco molto imballato. 10 per Daye e 9 di vantaggio ora per Venezia. Attacca il Alviti sul fondo di forza contro Mitchell Watt che lo manda per terra. Watt dice ma io in realtà avrei avuto anche posizione, poi il contatto è stato molto duro. Rivediamo nel replay. No, Watt si muove con la gamba, chiude il fondo e qua il gran canestro, direi quasi risolutivo di Austin Daye con quello suo step back laterale. Va a risolvere un attacco che si era impantanato per la Reyer. Adesso ha 9 punti da gestire. Palla però in mano a Fernandez che va via contro Di Nicolao, poi esagera con la spalla. Bravo anche Di Nicolao a far notare il contatto alla terna. Sfondamento per il Lobito che commette il suo quinto fallo ed è costretto a lasciare la partita. Direi una serata in cui ha faticato a lasciare il segno. Qua
direi che è molto bravo Di Nicolao a far notare il contatto. Fernandez out con 5 punti in 25 minuti, 5 falli, 4 assist e 4 rimbalzi per lui. De Nicolao ora contro Cavaliero, ecco il blocco di Watt, servito sul roll, si apre l'area e Mitchell Watt inchioda la schiacciata che riporta la Reyer in doppia cifra di margine. 7-3, 6-2, meno di 4 da giocare nel quarto 9 per Watt. Altro slip di Upson che riceve una gran palla di Milton Doyle e risponde così: schiacciata di Watt, schiacciata di Upson, ancora meno 9 e Upson è già quota 14 in questa serata. Ora Doyle ancora contro De Nicolao, mentre dall'altra parte Cavaliero e Day si allacciano. Il fallo va contro Daniele Cavaliero. Ecco la trattenuta tra due giocatori molto esperti, sanno entrambi come far vedere il contatto dell'avversario. Questa volta la spunta Austin Day, però onestamente si poteva pescare qualsiasi cosa in quell'azione. Ora Tonut che si spazia bene in angolo, viene perso da Mike Henry, è entrato freddo nella partita per chiuderla e invece rischia di chiuderla Tonut con questa bomba dall'angolo. Zona per la Reyer, 2-3 in questo momento. Ora Alviti riceve nel mezzo angolo, bella palla ancora interna per Devonte Hudson che lì sotto appena trova uno spiraglio riesce sempre a fare male alla difesa avversaria, però anche questa azione non ha la forza per andare su e cercare un potenziale gioco da 3. È già il terzo che lascia lì qua Tonut dopo una serata in cui ha sparato tripla raffica. Non si può perdere in quel modo in angolo, punisce con la bomba la sua quinta di serata, 20 punti. E intanto il fallo di Day su Devonte Hudson viene giudicato come antisportivo dalla terna. Allora avremo ancora liberi per Hudson e possesso che rimane nella metà campo offensivo dell'Allianz. E vediamo Trieste cosa tirerà fuori da questa chance in cui potrebbero anche arrivare 5 punti. Allora sarebbe un finale molto diverso da quello che si stava prefigurando. Il 2-2 di Hudson arriva e continua a macinare, adesso è il miglior marcatore dei suoi con 16 punti in questa serata. Allianz che torna sulla meno 10, 6-6-7-6, 3 minuti abbondanti ancora per cercare la rimonta. Tonut contro Doyle, lo attacca sul lato sinistro, poi alza ancora per Hudson. Questa però non può prenderla nemmeno un atleta con gambe forti come le sue. C'è una deviazione però penso di Mitchell Watt e dunque palla che resta, vediamo, sì è Watt che la toglie dalle mani di Hudson. Dunque giusto la rimessa laterale per l'Allianz. Ecco servito Mike Henry, 3 secondi contro Austin Day, si deve mettere in proprio, tripla in step back che non trova nulla. Airball per Mike Henry, però era difficile poter costruire qualcosa di buono in quella situazione. Tiro impiccato per Henry che, ricordiamo, comunque rimesso a freddo in questo finale, può far fatica a incidere. Ora Watt, blocco per De Nicolao, ribaltamento per Day che si sente la tripla, ma esagera perché scheggia appena il primo ferro dopo averne messa una di grandissima fattura in step back. Qua sbaglia proprio la scelta Austin Day, anche come tempo di gioco. Ora Doyle, sale il blocco di Hudson. Doyle palleggio, arresto, tiro dei 5 metri, corto anche lui. Fatiche, anzi energie che stanno iniziando a scemare per entrambe le squadre nel finale. Questo fa chiaramente il gioco di Venezia. Ora Day raddoppiato, va da Watt, poi De Nicolao ha spazio per provare il tiro, anzi no, sceglie il passaggio per Mitchell Watt e fa bene, che trova comunque una deviazione col piede che permette un riciclo del cronometro. Dunque altri 14 secondi da spendere per la Reyer in questa azione offensiva, ne guadagna tra virgolette altri 7. Torna Chapel, fuori Day,
è sembrato un po' affaticato negli ultimi minuti. Ecco la scelta di De Raffaele. E rimessa laterale per la Reyer, ancora tenuto in angolo, palla che però va da Mitchell Watt, ci mette una mano Cavaliero ma non riesce a strapparla. De Nicolao contro Cavaliero, runner sbagliato, poi rimbalzone dinamico ancora per Devonte Hudson, l'ultimo a mollare per l'Allianz. Doyle, tiro in corsa, errore, tap out di Mitchell Watt. Adesso mi sembra alla corda anche Trieste. Ultimi attacchi sono stati poco costruiti, poco lucidi, con 2 forzature consecutive di Doyle. Un altro brutto tiro per Mike Henry. Si avvicina il traguardo per la Reyer, ribaltamento di Watt per Tonut con la tripla decisiva, questa la segna ancora Stefano Tonut, 23 in questa serata in cui è chiaramente l'MVP con 6 su 8 dall'arco. Prova a rispondere Milton Doyle con la bomba del nuovo -10, ma a 1 minuto e 20, ora la Reyer deve soltanto gestire in questo finale. Chapel va ancora da Capogrande in punta, ribaltamento per Tonut. Ecco il blocco classico di Mitchell Watt che riceve, finta il passaggio, manda Mike Henry al bar e poi lo attacca dal palleggio, segna, subisce il fallo. Grandissima azione di Mitchell Watt che ha giocato una specie di il ruolo di centro playmaker, ha ricevuto in mezzo all'area, ha fintato il passaggio, ne ha mandati 2 al bar e poi gli si è aperto il mare davanti per mettere palla per terra ed arrivare al ferro. Ha fatto tutto quello che può fare un giocatore da basket sul parquet, segna anche il libero supplementare e cementa così una grande serata. 12 punti per lui, 8 rimbalzi assieme a Tonut, sicuramente uno dei migliori della Reyer in questa vittoria che ormai possiamo definire certa, con la schiacciata del +15 di Jeremy Chapel. 40 secondi ancora da giocare, ultime cartucce da sparare per l'Allianz. Lo fa ancora con Milton Doyle che è completamente andato fuori giri nel finale, ha forzato tantissimo caricandosi la squadra sulle spalle, però sono arrivate anche tante forzature, tanti tiri difficili nel traffico contro tante mani e se attacchi la difesa della Reyer 1 contro 1 dal palleggio senza un particolare tipo di vantaggio è difficile davvero riuscire ad arrivare in maniera pulita al canestro. Standing ovation dei compagni per Stefano Tonut, cameo in campo per Casarin per chiudere la partita. Blocco di Watt per De Nicolao che dà il pallone ancora proprio centro, riapertura per la tripla, segno di Campogrande. Anche Campogrande ha fatto il suo in una serata senza Bramos e senza Julia Stone. Quarta tripla per Campogrande, +18 adesso per la Reyer. Punizione forse più troppo severa per Trieste, ma si finisce così. Venezia torna al successo sbancando l'Allianz Dome per 87-69 e dunque muove la classifica dopo le 2 sconfitte il turno di riposo. Venezia che sale a quota 26 e riaggancia il banco di Sardegna Sassari che non ha giocato quest'oggi per il rinvio del match con Brindisi. Adesso Venezia e Sassari condividono il quarto posto a 10 lunghezze di distanza dalla vetta dove resta l'Olimpia Milano e poi la coppia di inseguitrici con Brindisi e Virtus Bologna a quota 30. Trieste rimane al sesto posto con 22 punti, agganciata però da Treviso dopo il successo in volata sulla Sirena, sul parquet di Cremona.